Buongiorno a tutti, come ci va Briguccia, ma non sono sicura di nulla, perché con una giurista andiamo. Abbiamo convocato a scuola da va, non t'audema di adera, ma quanto a me non si sono mica discidati. Ah, sì, de qui, ma che ciucchette, mi deve una urla, ne? Allora, Zide, non t'audema di adera, qual è chi vuole andare a fare con Pedro? Andate, burride! E poi, un gatto con Fanù? Andate! E l'arte plastiche con me? Andate, Zide, andate pure, che siete aspettati. Ecco, poi muovere e porte di nostra Fabriguccia a sediucchette. Saluto, be. Salute! Saluto, Zidi. Sai che mi hanno fatto un scherzo stamane. Ciuli non va a credere che non venivano. Oh là là, che ci presenti questi comedianti? Allora oggi per fare la nostra improvvisazione avec moi Julien e accanto a ella il nostro amico Maxime e dopo abbiamo la nostra teatrina Giulia e per compiere abbiamo Inaia. Allora, ora che presentazioni sono fatte, oggi si fa un tema a dera. Chi ci può inventare? Ah, sai che è un tema che mi piace, ma sai che come sempre abbiamo le nostre parole da scegliere, parole che ci volerà afficcare in della nostra scenetta. D'accordo, allora cominciamo. Un lume. Ah, mi pare che li sono fatti di lume, sti sitigli. Allora, un'altra parola. O cinto. Simon, che fatto distinto noi. Ah, di quello non ho nessun dubbio. Ma anche io. Appena. E c'è anche a noi. Anche noi, i dite di volti siamo tristi. Ah, di vera, e poi si non parla tutti i giorni, da beh. stonde allegre come da quelle più tristi. Allora, un'altra parola per compie. Il sangue. O sangue, o stinto, a bene, ma tutte queste parole mi facciano pensare a quella canzone che cantavo Popolo Corso. Di vera, un paesano conosco. È fatto di lume un paesano. Che mi dà proprio un'idea. Si ferma. Forse che guardando appena in due a uno, a madrua costumi. Ah, forse che bene hanno lì, perché i costumi di sicuro ci hanno lì. Sicuro. Allora, cominciamo. venite. Allora. Ah, ecco chi c'è. Allora. Aspetta, guarda, aiuti. Mettila qui. Allora, bene. spiegatemi appena, che si passa qui? Oh, Maxime, Allora, mettiamola là. Tutte queste barrette. È bene, tutti sti pelucine. E si vede scena. Mi una bella veste di pastore. Poca roba. Chi ne ha una vada tutto questo? Ah, questa boh. So che troverete qualcosa da fare con tutta questa roba. No, allora, ora mi pare che il lavoro può cominciare. Ora abbiamo scoperto parole, abbiamo scoperto costumi. Vi lascio lavorare con Pedro e mi ne basta accanto che fanno aspetta per cantare. Oside, lavoriate dopo. A dopo, Francine. Salute, canterini. Salute, Fanou. Salute Francine, vabbè? Vabbè, tu. Yeah. Allora, chi si basta qui oggi? Allora oggi io voglio presentare i nostri canterini. Yeah. Allora abbiamo Paul Antoine, Luca, Enzo e Lisandro. Allora, che hai scelto oggi come canzone per rammentare il tema di Adera? Allora, come parla di Adera senza parlare di nostri paesani? Ah, questa boh. Dunque, ho scelto una magnifica canzone di un gruppo Ganta, Popolo Corso, che si chiama Un Paesano, e sciuta da Uisco a strada e la bene. Magnifica canzone. Boliga ti canti? Ah, volentieri. Allez, ti canto una strofa. E fatto il lume un paesano quando un cielo sollesimo quando spunta un giorno lontano e fatto il lume un paesano. Chi conosci anche tu? Appenuccia, yeah. Boh. Allora, chi è il programma di Udatelo oggi? Allora, oggi soprattutto imparare la nostra canzone. Dunque, farente strofe, a pronunzia come sempre. Yeah. Dopo, dunque, la canzone a melodia. E ma sapere i più non l'autore di questa canzone. Yeah. Ne diremo. E dopo ma scopre una bella voce Sidelino. Ci canterà una strofa anche lui. Posso sapere quale è da cantare? Il nostro amico Paul Antoine.
Sei pronto, Volontano, per cantare? Sì. Ma allora mi driga di sentare oggi, ma per un momento begughi avete vostro dava e i mozzi degli accanto di la tele d'arte blast che mi aspettano. Vi lascio travagliare. A dopo, zideli. Saluto, zideli. Salute. Io ho paura che poesia di scappare a rombo d'aspettami. Lasciatemi presentarvi i nostri artisti. Abbiamo Sereno, Lisandro, Lena e Andrea. Allora, oggi ho scelto non taudema di Adera di va bidrawaia i vuletti di Adera, quelli che fanno paura, e si travaglia con materia naturale come a lana. Una lana che è stata riguardata alla tele di Oval Blab di Gorti perché chi qua non si lampa nunda si riguarda tutto. Andiamo a bere. Siamo in agita della di Gorti e andiamo a trovare la tele di Oval Blab. Oval Blab è un luogo in cui nasce la creazione. Un luogo di noi che dà ai giovani come ai maggiori la possibilità di imparare gli assidi da trazzi. Ci abbiamo droit di noi a tele di stampatura in 3 dimensioni, arnesi per frastagliare come a stampadrige laser, o plotter, a fresadrige a legno, eccetera. Ma allora, da dove è questa materia prima? Oval Blab di Gorti ha una risorseria che conta materie prime di tutte mamme e in quantità. Legno, plastico, sughero, eccetera. Tutte materie, anche usabra più, si riguarda di tornare a lavorare più tardi. Ecco qui qualche esempio di creazioni artistiche di nostri talentuosi creatori. Oggi a tocca a voi. Allora, oggi abbiamo lavorato dunque con l'acqua sabonosa e abbiamo da lavorare con questa lana naturale. Sapete in dove si bila questa lana naturale? Da dove viene? Viene dall'animale. L'animale? Ma quale si sono gli animali? Già gabra. A Gabra, Andrea, e poi? E una pecora di noi. A Begura di noi, brava. Allora, a mettere una gonca acqua e così puoi cominciare. Scusami, Andrea. Abbiamo cominciato con te. Così puoi fare questo lavoro, mi toccherà pigliare appena di lana, puoi cominciare a pigliare la lana. Allora, come la sente uno. Come la sente uno. Ecco. Hop. Che profume. Ecco, allora, possiamo cominciare a pigliare appena di lana, così. Allora, pigliate. Aggiungiamo così dell'acqua sabonosa e cominciamo a dargli la sua forma, così, vede? Tondo la tondo. Può essere un gabbo, può essere un corpo di noi. Ecco, continuate. Io ho già fatto la qui. Sapete oggi come si chiama questa dappa? Si va gevel? Tra. Si va gevel tra, bravi. E sapete perché? Perché che così una volta che sarà bella grossa e che la lasceremo secca, diventerà dura. E così potremo lavorare a forma. Allora, continuiamo. Io ho già fatto un cabone al mio voletto. Guardate. Allora, lavoriamo lì con le mani. Girate. Fate lì una bella forma d'onda. Così, sapete ciò che fai io? Hai da fare spia a quelli che fanno udea. Allora, tocca a te. Ha mangiato tutte le ciculate. Pezzi di indinucci. Ha mangiato Ha mangiato tutte le ciculate. tutte le ciculate. Bravo, allora. Dacci. Allora, aspetta, come, fa come se tu beri a dove mia che se ne va così. Vabbè, dacci. Dacci. So triste. Bravo. Bon, chi ci manca? Un stinto. Allora, facciamo un stinto. Un stesso gesto determinato, astuto. Un stinto di quando tu sai fare qualcosa benissimo, senza riflettere. Allora, Maxime. Un capteraggio mai in onda. Un capteraggio mai in onda. Un capteraggio mai in onda.
Ma inunda. Ah, bravo, bravo. Bon, allora, qua ci manca a zero, a gollera. Dunque, allora, giù. Pensa a che cosa che ti ha messo in cerco davvero, d'accordo? Ali. Ma cerca da me, a quale parlate? A me. Brava, brava. Julien. Mi cerca da me, a quale parlate? Mi cerca da me, a quale parlate? Mi cerca da me, a quale parlate? Bravi, bravi. Che io di là, di voce bete. Allora, continuiamo a lavorare l'anno. E poi parliamo a tempo di ma appena, questa l'anno, che si può fare di noi? Quello è chissà ciò che lo si va a l'anno. Una sciarpa. Ah, una sciarpa di lana, così sei sicura di non avere freddo. E poi, I guanti. i guanti, quando è luce a neve è meglio avere essere coperti di guanti. E poi di noi, Un retino. o eretino, in dove si mette o eretino? In cabo. E poi, Piloni. un pilone, con tutta sa lana, così si debarrado di freddo. Infatti, i pastori spesso si mettono i biloni di lana. Allora, davanti alle idee, c'è di nuovo appena di materiale per quando è oltre ci saranno gonfie. Allora, guardate, ci saranno bide, e bide così, che per esempio può giocare per fare una oca. C'è di nuovo, guardate qui dunque c'è una guida che potrebbe servire a fare l'occhio, ma qui è una volta che li saranno ben secchi, i vuletti. Allora, guardate, che c'è un Lastica. un'elastica, bravo. Ci sono di nuovo aghi di bino. C'è di nuovo una bedra. A bedra può giocare a fare uso corpo, per esempio. Yeah. Allora, continuiamo a fare le osce. E lavoriamo, diamo le forma con le mani. Poi ripetite. Ma osidi, i sentite cantare accanto? A già va a spiare torna oggi? E un migampo. lume un paesano. Ma li cantano Fatto il lume, paesano. Quando un cielo sole si muove. Quando un cielo sole si muove. Quando spunto giorno lontano. Quando spunto giorno lontano. E fatto il lume un paesano. E fatto il lume un paesano. Quando spunto giorno lontano. Quando spunto giorno lontano. E fatto il lume un paesano. E fatto il lume un paesano. Bravi idee. Allora, ora, sapete che mi va? Cantiamo la seconda strofa, ma ascoltate vaghi d'oro e seguitatemi, vabbè? Yeah. E fatto bene a un paesano. Quando il sole nasce in fronte. Quando la si scaglia la mano. E fatto bene a un paesano. Quando la si scaglia la mano. E fatti bene a un paesano. Bravi idee. Allora, idea che vostre oggi sono secche, possiamo cominciare a fare un montame di vostri vuletti. Allora, cominciate a piallare tratti che sono davanti a voi, che li siano le elastiche per farli un montano. Allora, li vediamo a venire? Sì o no? Yeah. Allora, personalizziamo. Allora, chi li può muovere? Con la bedra, li può fare un corpo con la bedra. Ma ricordate, mica? Con una piccola bedra, guardate. Di bosso zinga uso gabo con una bedra. Osidi, sapete come lo si fa per riguardare l'anno? Che si fa? E si fa a tondera. Bravo, Lisandro. Chi ti ha tondera, Serena? E una veste di pastori. E chi si fa, Andrea? S'adunisce per tonde pecore o e gapre. Si adunisce per tonde tutto che riguardare l'anno e permetterci di lavorare oggi. Allora, prima di domandarvi a chi è si va a tondera, vi propongo di andare a la nostra gara giornalista Lucia, che si trova in un luogo che non è mica sempre stato così chiedo. Si è arrembata in una waka di 8 anni, in due bassa sta strada che ci permette di passare da Beaumonte a Cismonte. A te, cara Lucia. Oggi su Atipada e mi trovo in bocca di Vizzaona. Qui
che permette di passare da Cismonte a Pumonte. Cismonte per agorsi Gasubrana e Pumonte per agorsi Gasutana. Sawa che permette di franca a Zera Maior che taglia a Gorsiga Indui. Awa ci si vede a Stra. Ma fino a metà del XVIII non ci racconta sulla terra e dopo, poco a poco, si mette in piazza a Stra che fa gialea tra Livorio e Bugugna. Cu a diligenza si partì a Madina a 11 ore da Iaccio per giungere in Livorio a 6 ore di sera. Ma quelli viaggiatori che francavano a Wocca avevano usato quei banditi che battivano bestemati. Quel forte da Redame è stato costruito da assicurare a Stra, ma Dio l'ha detto che sempre al XIX i banditi come Bella Goscia erano sempre in casa Zoia per sedere di Bugugna. In tutti i casi, la compagnia di gamini di ferro si è appoggiata in Antaello per assicurare il gantiero. A presto! Ma che piace di sentire di contare tutte queste storie, Lucia. Allora, i nostri voletti hanno avanzato proprio, so compi, vedi, Allora, Serena, facci vedere i due. Bravi, guarda come li so belli. Se fatti di lana, ma ditemi appena, prima abbiamo mandato a chi è, perché si vede ad ond'era. Si face di maggio quando comincia a fare caldo, così e pecore non mica o caldo. Così non mica caldo, so come noi e pecore. Allora facci vedere dove volete, giusto appunto Lena. Che hai fatto tu come fulletti? L'hai fatto anche i capelli, Auduio. È bello, È magnifico. E tu, Lisandro? Facci vedere Auduio. Oh, l'hai fatto anche a soracce con legno, magnifico, Bello, bello, E tu, Andrea? Qual è sua... Ah, tu l'hai fatto più semplice. Guarda. Buona idea, i voletti sono compi, avete lavorato proprio con questa lana che ci veniva da Uvablab di Gorti. Ora mi tocca andare dietro a Pedro e i nostri commedianti, ma mi raccomando, un parti di mica che dopo abbiamo da bien un nostro ritrato. A bene, Giuseppe, a dopo. Papi, poi un teso lavorato a canto. E mi triga di giocare con voi. Posso fare qualcosa? Sicuro. Allora, Francine, posto che tu sei teatrina e di noi canterina, mi piacerebbe che tu cantessi un paesano e così noi possiamo lavorare l'emozione. Ah, andiamo? Andiamo, cominciamo con il lume. Allez. Dai. E fatto il lume un paesano, la 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 la, la 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 la, e fatto il lume un paesano. Gigampè, ma Sono goggia. contento come un piccio. Così bella la vita. Mi gonfo, mi gonfo. Allora con tu, Ma di bere che con una voce così ci aiuta a essere concentrati. Allora, femo appena, te la tristezza appena. Ricomincio allora. Sì. È fatto bene un paesano, na 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 na. Che ride? Na 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 na. È fatto bene un paesano. E ride anche. La mattina, non di raggio, per usare. Allora, aspetta. Stamattina, in ande radio per sempre. Stamattina, mi non di raggio, per usare. Ha mangiato tu. No, aspetta. Ha mangiato tutte le ciculate. Come me. Ha mangiato tutte le ciculate. E poi? Avedaci. So triste. Ma non dava piangere. Ma basta strafare, Ai, perché ai, questa è l'emozione. Cambiamo. Passiamo a stinto. Ah, ricomincio allora. E faccio anch'io stinto, perché qui mi piace. Ah, è fatto istinto un paesano. Na 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 na. Beh, come che ho istinto io qui. Na 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 na. È fatto istinto un paesano. Un capteraggio, ma in onda. Un capieradio, ma in onda. Un capteraggio, ma in onda. Ma in onda. Un capiraggio, ma in onda. Un capieradio mai in onda. Come ero? Brava. Allora, Sei mica convinto tu?
fallo tu, fallo tu. Un capiraggio mai in onda. Un capiraggio mai in onda. Maxime. Un capiraggio mai in onda. Giulia. capiraggio mai in onda. Inaya. Un capiraggio mai in onda. Bon. Mi pare che voi siete pronti a fa a zarga. Mostratemi. Mi vede. Allora, è fatto di sangue un paesano. Na 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 na. La 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 la. È fatto di sangue un paesano. Cosa? Stuzzicate o spazio? Boh, Mi parla da me? Mi cerca da me, a quale parlate? Mi cercate a me? A quale parlate qui? A quale parlate? vabbè. Mi cerca da me, a quale parlate? A te. Mi cerca da me, a quale parlate? A me! Giù. Mi cerca da me, a quale parlate? A me! Mi cerca da me, a quale parlate? A me! Ma fa una zarga Ma ti abbiamo appena che più colpi? contenuta. Ma ho già paura io. Guarda. Julien, sei pronto? Mi cerca da me, A quale parlate? a quale parlate? A me. A me, mi cercate a me. Mi cerca da me. Francine, oh. Ti è sfarante, eh? Ma sai va o che? Ah, Un sangue. Ha già fallo anche io. Sicura. Così. Mi cercate a me? A quale cercate? Cercate a me? Cercate a me? Oh, mi cerca a me! mi cerca da me! A me? Cercate a me? Si basta qui, oh! A quale parlate? Stuzzicate o spazio qui! Ma siete tutti annarbati, siete tutti in serga e ora per me t'andamine perché che già paura, ma già qualche colpo qui. Osite, vi dico di aspettarci perché chi è muda farci un piccolo ritratto, ma per un momento mi do Allora, contatto aspetta, con ma Fanou. Francine è A dopo! A dopo, Francine! So qui. Oh. Allora Fanou, a chi ne siete di questa magnifica canzone? Ma di un testo cantare? Allora, Ah, sai che ci verremo una strofa a scoprire? Yeah. Se tu voli, ma aiuti a imparare. perché mica? Allora, così noi cantiamo le frasi e poi ripetite, vabbè? Allora, E fatto di gioia un paesano. A poi. E fatto di gioia un paesano. quando la pianta nasce più bella, Quando la pianta nasce più bella, quando l'alburone si spannano, quando l'alburone si spagna, è fatto di gioia un paesano. e fatto di gioia un paesano, Quando l'alburone si spannano, quando l'alburone si spagna, è fatto di gioia un paesano. e fatto di gioia un paesano. Ma sono pronta a cantare, no? Ma bella sicura che sono dici? pronti, cantano giusto, proprio giusto. Cantano bene. Boh, così, qual è che ha fatto questa canzone? Gian Paolo Poletti chi l'ha fatto. Ne sai dove a fare Bolantuano? E quando è che ha cominciato a cantare su Boletti? Per un acquisto. Per un riacquisto. Ne sanno fuori, Begu. Bon, ti abbiamo promesso una fuori. Yeah. Abbiamo una bella oggi, questi. Yeah? E Paolo Antò ci ha da cantare a nostra quarta strofa. Ah, vabbè, stiamo a sentire lì. E fatto distinto un paesano quando a terra si fa dura, quando il tempo si fa strano. E fatto distinto un paesano quando il tempo si fa strano. E fatto distinto un paesano. Ma che buligo dica, è perfetto, bravo Bolantuano. Allora, che ci verremo a fare qui? Ah, ci cantiamo? A me mi piace cantare. È un lavoro abbastanza. Yeah, cantiamo, si devono cantare la tutta? Yeah? E fatto istinto un paesano quando a terra si fa dura, quando il tempo si fa strano. E fatto istinto un paesano quando il tempo si fa strano. E fatto istinto un paesano.
Maghi piacere di sente se oggi è magnifica. E poi sai, dicono che stava Briguccia sempre con una bellissima canzone di piacevole. Ma come dici, a Briguccia per oggi è compia. Ringraziamo la maestra Agnese Giovannai per il aiuto e a fanno e si di no. E ora d'andare a Pedro e tutti gli amici dell'arte plastica per fare un ritratto. Allora, venite con noi. Ci abbiamo da bien un bello ritratto. Conti a farci un selfie? Yeah!